Un protocollo d'intesa per chiedere alla Regione Veneto di trovare finanziamenti e progettare la bretella di collegamento tra la strada regionale del Santo e la Superpedemontana Veneta. È quanto hanno sottoscritto, nella sede della provincia di Treviso, i presidenti delle 3 province di Padova, Treviso, Vicenza, più 22 sindaci dei comuni interessati alla viabilità di collegamento, migliorare le infrastrutture per dare nuovo slancio all'economia di un territorio e farlo restare competitivo. Stiamo parlando dei territori veneti col maggior PIL, il territorio di riferimento economico per l'Europa e quindi il collegamento viario garantirà questo, dalla Pedemontana a Padova. Ovvio che un primo tratto deve essere rifatto subito, l'altro tratto, quello della 308, deve essere adeguato, ma è un progetto complessivo che deve andare avanti assieme per dare una risposta veloce a questo territorio che deve rimanere ai vertici della competitività e diversamente verremo estromessi dagli eventi, dal mercato, laddove non riusciremo a garantire ed essere in grado di dare risposte concrete a questo territorio.